di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, oggi dedicato al colloquio, poi sentiremo anche naturalmente le vostre telefonate o commenti, con il professor Claudio Borghi Aquilini, ma interverrà credo dopo le 11 anche Matteo Salvini. Entrambi saranno poi presenti sabato a Torino, questo sabato 15 marzo alle ore 15, domani, alla sala convegni dell'ATC di Corso Dante. Il professor Claudio Borghi Aquilini e il segretario federale della Lega Nord Salvini per l'altra tappa del tour Basta Euro, come uscire dall'incubo, sulla base anche del volume, del volumetto Basta Euro, 31 domande e 31 risposte, la verità che nessuno ti dice, curato appunto dal professor Claudio Borghi Aquilini. E sarà presente l'oggetto, diciamo, da cui partirà la discussione a Torino sabato, domani, nella sala convegni dell'ATC alle ore 15 in Corso Dante 14. Tra poco dovremmo collegarci con Claudio Borghi Aquilini. Per solito, poi la trasmissione sarà il giovedì, quest'oggi iniziamo questo ciclo di trasmissioni che mano a mano, prendendo spunto dalle 31 domande e 31 risposte e col contributo naturalmente di chi ci ascolta, con il dialogo con chi ci ascolta, ci permetteranno di entrare nel dettaglio dei punti. Ripresi oggi peraltro dal settimanale L'Espresso, che in copertina e poi nel servizio principale del numero stamani in edicola si occupa di quelli che dicono no all'euro in tutta Europa, per la verità. Naturalmente si usano etichette consolidate standard del tipo destra xenofoba, movimenti popolari, però anche grillini e leghisti, ma anche l'estrema sinistra, dall'Italia alla Francia, all'est del continente europeo. I partiti contro la Banca Centrale Europea, contro la moneta unica, volano nei sondaggi, pronti a coalizzarsi poi a Strasburgo. E facendo quattro conti sulla base dei sondaggi, i partiti anti-euro o euroscettici, che dir si voglia, potrebbero essere la maggioranza nel prossimo Parlamento europeo. Intanto, prima di entrare nell'argomento, uno sguardo anche alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con notizie di borsa, la borsa di Mosca che va a picco effetto crisi in Crimea, sulla scia delle tensioni internazionali con il referendum di domenica sulla secessione della Crimea dall'Ucraina. Le borse asiatiche rischiano di chiudere la settimana con la maggior perdita da maggio 2012 e l'Ucraina è peraltro anche l'oggetto della seconda notizia dell'agenzia ANSA di stamani. A Londra un incontro fra il segretario di Stato statunitense Kerry e il ministro degli esteri russo Lavrov, un vertice cruciale che vedrà anche la partecipazione di Cameron e Hague. Cruciale incontro oggi a Londra per il segretario di Stato americano, il ministro degli esteri in sostanza, John Kerry, e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, per un'intesa che disinneschi la crisi ucraina. Kerry è arrivato nella capitale britannica per il quarto incontro in una settimana con il collega russo, ma vedrà anche il premier britannico Cameron e il segretario del Foreign Office, il ministro degli esteri britannico William Hague. I colloqui a 2 giorni dal referendum indetto dalla Crimea per l'annessione alla Russia. Un conflitto militare non è un'opzione, dice la cancelliera tedesca Angela Merkel, ma l'Occidente, unito contro le violazioni di Mosca in Crimea, tale le reputa l'Occidente, procede verso le sanzioni contro la Russia. Anche la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ammonisce la Russia a fermare azioni militari e il premier di Kiev ribadisce che la Crimea è ucraina, non riconosceremo il referendum. La Russia ribadisce di non volere una guerra, gli Stati Uniti preparano una risoluzione presso le Nazioni Unite contro la secessione della Crimea. A Donetsk, nell'est russofono dell'Ucraina, 2 manifestanti sono stati uccisi ieri sera in scontri tra filorussi e pro-ucraini. Se il referendum della Crimea si farà domenica, già lunedì saranno intrapresi passi seri contro la Russia da parte di Stati Uniti e Europa. Lo annuncia il segretario di Stato americano John Kerry parlando al Congresso, e poche ore prima dal Bundestag a Berlino Angela Merkel aveva messo in chiaro: senza segnali concreti sulla crisi ucraina siamo pronti al lunedì a passare al secondo livello con misure economiche che danneggeranno innanzitutto la Russia. Mosca reagisce subito, risponderemo con decisioni simmetriche e Vladimir Putin va avanti. La Russia non ha colpa, ma è stata coinvolta in un modo o nell'altro nella crisi, dichiara il presidente russo. È risuonato forte il grido d'allarme del premier ucraino: il mio paese è stato aggredito da uno stato vicino, inaccettabile.
ha detto il premier ad interim dell'Ucraina Yatsenyuk, e poi ha aggiunto: la Crimea era, è e sarà parte integrante dell'Ucraina, non riconosceremo mai il risultato di un referendum artificioso e falso. La Russia non vuole una guerra e nemmeno i russi, ha detto infine l'ambasciatore russo all'ONU Vitaly Churkin. E a pochi giorni dal referendum di domenica con cui la Crimea deciderà la secessione, i tentativi diplomatici per convincere la Russia continuano. Così l'agenzia ANSA in prima pagina. Terza notizia, quella dell'accordo definitivo sul canale di Panama, siglato nella notte tra il consorzio e le autorità. Oggi la firma. Il consorzio, composto dalla spagnola Sacir, dalla italiana impresa costruttrice Salini, Impregilo e la belga Jan de Nul, ha firmato stanotte con l'autorità centrale del canale di Panama l'accordo che permette il proseguimento e il completamento dei lavori del nuovo canale. L'accordo sancisce gli elementi del negoziato avviato a inizio anno, stabilisce il cofinanziamento dei lavori che il consorzio ha rimarcato come il metodo migliore per portare a compimento il progetto. I principali termini dell'intesa riguardano il calendario dei lavori, lo schema dei finanziamenti. In particolare l'autorità del canale e il consorzio si impegnano ad apportare 100 milioni di dollari ciascuno per permettere di raggiungere il ritmo normale dei lavori. Questa è la notizia che l'ANSA dà per terza in ordine di importanza. E poi c'è Renzi: il 27 maggio i soldi alla gente, se fallisco sono un buffone, rispettiamo i patti dell'Unione Europea, ma basta con i vincoli, che è una frase da un punto di vista logico che non ha alcun senso, perché rispettiamo i patti con l'Unione Europea significa avanti con i vincoli, perché i patti concludono e anzi comprendono al loro interno i benedetti vincoli, quindi non ha senso dire rispettiamo i patti ma basta con i vincoli, perché i vincoli sono la parte essenziale dei patti. A porta Renzi scherza con Vespa, contratti qui portano male, ha detto il premier, e poi annuncia: escludo la patrimoniale. Intanto Bruxelles promuove la cura Renzi, scrive l'ANSA. Non è parso a nessuno, comunque la BCE striglia l'Italia. Questo per quanto riguarda le prime notizie messe nella prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Mentre per la cronaca un bimbo soffoca all'Ikea a Roma per un hot dog, una scena drammatica, scrive l'ANSA, corsa del 118 in un dedalo di stradine del parcheggio, è gravissimo il bambino. Infine in Puglia, sequestro di beni mafiosi legati alle slot machine per 50 milioni di euro, beni per un valore complessivo di 50 milioni di euro riconducibili al 59enne barese Francesco Vavalle, pluripregiudicato vicino al clan mafioso barese dei Mercante, sono stati sottoposti a sequestro preventivo dai carabinieri su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Il sequestro riguarda centinaia di slot machine e 6 società di gestione e commercio del settore del gioco d'azzardo, una società di commercio all'ingrosso di ortofrutta, una società di gestione di un bar pizzeria, 13 immobili, 13 auto, 20 conti correnti. Tra le auto sequestrate un Audi S6 crivellata di colpi di Kalashnikov, sulla quale ha trovato la morte il genero del boss mafioso lo scorso 15 febbraio. Comunque in totale 50 milioni di euro di beni sequestrati in questa operazione. Intanto vi dicevo, l'Espresso di stamani esce con la copertina e con l'articolo principale dedicato a quelli che l'euro no. Nel frattempo dalla regia mi dicono dovremmo aver raggiunto telefonicamente il professor Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio. Eccomi, buongiorno. Eccoci qua. Ho introdotto prima la nostra conversazione di oggi, che è la prima di una serie. Ci troveremo settimanalmente per prendere spunto dal volume Basta Euro, come uscire dall'incubo, le 31 domande e le 31 risposte, un volume che ha già ottenuto quasi 300.000 contatti, anzi è stato scaricato da 300.000 persone sul sito, molto semplice da raggiungere, Basta Euro, una parola unica, bastaeuro.org. 294.800 e qualcosa sono coloro che hanno cliccato per scaricare finora il manuale Basta Euro. Insomma, una tiratura non male, direi, innanzitutto, no Claudio? Ah beh, ma assolutamente superiore alle aspettative, se devo dire. Infatti, insomma, sono molto contento perché parlare, seppure in modo semplice, come ho cercato di fare, di economia, di solito non è una cosa che attira i grandi numeri. Invece mi sembra proprio che ci sia sete di sapere ed è un segnale enorme di maturità di un
un popolo. Infatti è una vergogna veramente che i media certe volte banalizzino delle questioni che dovrebbero essere centrali per il nostro futuro, il nostro lavoro e tutto, mettendo insieme spettacolini da baraccone. Invece il fatto che ci sia così tanta gente che vuole informarsi è un ottimo segno. Ecco, tra l'altro, a proposito di media, io citavo prima la copertina del settimanale L'Espresso di stamani, perché è dedicata a quelli che l'euro no. Al di là di alcune etichette un po' standard, tipo destra xenofoba, in realtà devo dire che il tono dell'articolo è un articolo abbastanza corretto. Viene citato anche questo manuale che abbiamo appena citato, appunto, e che hai curato tu, il Basta Euro. Viene anche riassunto, direi, in maniera piuttosto corretta, senza commenti malevoli, e soprattutto si allarga il quadro anche all'Europa. Dall'Olanda al Belgio, alla Francia, alla Germania, alla Finlandia, all'Austria, alla Grecia, alla Slovacchia, tutti i movimenti politici che stanno ponendo il problema della moneta unica e dell'Europa nel suo complesso. Con un sondaggio esclusivo per l'Espresso di stamani, l'Istituto Demopolis, che certifica che 1/3 degli italiani si pronuncia decisamente a favore dell'uscita dall'euro per il ritorno alla lira, e nel 2012 era il 21%, nel 2008 solo il 12%. La fiducia nell'Unione Europea dal 2000 a oggi è andata a picco, ha perso più di 20 punti percentuali, dal 53 al 32%, e secondo gli interpellati l'Unione Europea tutela di più i mercati e gli equilibri finanziari per il 51% delle persone che hanno risposto rispetto ai cittadini degli Stati membri. Secondo gli intervistati solo una minoranza, o meglio, sono una minoranza degli intervistati coloro che ritengono che l'Unione Europea tuteli i cittadini. Quanto all'Italia e all'Europa, giusto appunto, decisamente contro l'euro il 33% degli interpellati, favorevoli ma con un cambio di rotta molto marcato il 55%, che è una bella percentuale grossa, convinti delle attuali politiche economiche e della moneta unica solo il 12% degli interpellati da Demopolis. Primo commento a caldo senza aver letto l'articolo. Poi ci sono anche parti dell'articolo dalle quali vorrei prendere spunto prima di ritornare al nostro libro, anzi al tuo libro, nostro perché l'abbiamo scaricato e letto in tanti, perché nel servizio dell'Espresso ci sono anche alcune obiezioni a chi propone l'uscita dall'euro. Senza euro cosa succede? Con un'intervista anche all'ex rettore della Bocconi, il professor Guido Tabellini, che per la verità è abbastanza cauto, ma poi ci entriamo. Però vorrei prima un tuo commento su questi dati sintetici, peraltro e parziali, che ho desunto dall'articolo principale, dalla copertina dell'Espresso. Ma ecco, è una cosa secondo me assolutamente incomprensibile. Ogni tanto incontro delle persone che dicono che la posizione di Matteo Salvini, della Lega, di questo tipo è strumentale, cioè del tipo, ma loro in realtà non ci credono veramente, lo si fa così perché ci sono le europee, perché ci sono motivi elettorali. Ma acci e poi denti, scusate l'espressione molto poco professionale, ma dovrebbe essere il minimo sindacale per un partito interpretare le esigenze della popolazione, le esigenze dei cittadini. È colpa di chi non lo fa, cioè, i partiti che sanno che c'è una forte esigenza di rappresentanza da parte di persone che sono stufe, che hanno capito che sono state ingannate fino adesso, che hanno capito che non è che i loro prodotti o il loro lavoro improvvisamente è diventato inutile, o che la disoccupazione cade dal cielo quando siamo gli unici, l'Europa del Sud intendo, è l'unica area del mondo dove c'è decrescita, austerità, depressione, sfiducia per il futuro, mentre invece tutti gli altri stanno chi più chi meno crescendo. Ora, è assurdo che queste fortissime percentuali di persone che man mano si stanno svegliando trovino la propria rappresentanza soltanto con un leader coraggioso come è stato Salvini. Dovrebbero essere, in un paese normale, la forza anti-euro dovrebbe essere, se non partito di maggioranza relativa, poco ci manca. Infatti, guarda caso, in Francia Marine Le Pen è in maggioranza, in Olanda il PDV pure, in Austria il POE sì, in Inghilterra non ne parliamo, e così via. Ora, è incredibile poi soprattutto che nel paese che più sta perdendo da questa situazione europea, che è l'Italia,
Invece tutti pensano che bisogna rimanere qui dov'è, bisogna continuare a farsi martellare, così questo tipo, e chi grida che il re è nudo è soltanto la Lega Nord. E per me è una cosa veramente, io faccio fatica a credere, sinceramente io sono convinto che anche parlando poi dopo con Salvini, non è che siamo gelosi di questa posizione, ci sarebbe piaciuto condurre questa battaglia con tanti altri partiti fino e Grillo in prima fila magari, dato che parla tantissimo e invece poi dopo al lato dei fatti non ha fatto nulla. Ecco, no, tra l'altro chiedo scusa, intervengo soltanto perché ovviamente viene citato anche Grillo in questo articolo, però Grillo lancia anche lui un'operazione di comunicazione, il tour te la do io l'Europa, però a pagamento in euro, tra i 20 e i 33 euro, come se fosse uno spettacolo, diciamo, legato al vecchio mestiere di attor comico. L'impostazione è un po' diversa, diciamo. Sì, impostazione molto diversa, soprattutto perché sarebbe bastato dire il Movimento 5 Stelle è contro l'euro e ci mettiamo con la Lega Nord a portare avanti questa idea. Poi dopo noi la pensiamo diversa su tantissime altre cose, non importa, una volta che si esce dall'euro poi dopo si rifaranno le squadre, si faranno le votazioni, faranno i loro referendum online e così di questo tipo. Invece questa frase semplice, vale a dire fuori dall'euro adesso, non è mai stata detta dal Movimento 5 Stelle, anzi si propongono gli Eurobond, appunto, si propongono qualsiasi... Questo ti volevo anche chiedere, perché una questione che ho visto ripresa anche recentemente dal Movimento 5 Stelle, da Grillo, è quella degli Eurobond, che erano una proposta tipica degli iper-europeisti, se non sbaglio, no? Ma l'Eurobond non serve assolutamente a nulla, vale a dire... innanzitutto è una delle classiche tattiche, diciamo così, per domandare l'impossibile, no? Quindi io dico, sì, guarda, io verrei con te se avessi 7 braccia. Va bene, tu hai una condizione che di sicuro non ti concedono, ma se anche te la concedessero, non serve a nulla per la sistemazione per il problema attuale. Nel momento stesso in cui noi facciamo gli Eurobond, ma abbiamo forse qualche cliente in più per i nostri prodotti? Perché qui è un vecchio trucco quello di far credere che la crisi del debito, che è stata oltretutto artificiale, no? Perché sappiamo benissimo com'è stata l'origine dello spread, è stata una decisione assolutamente politica, non un'inevitabilità economica, che la crisi del debito sia invece la crisi di competitività che una moneta troppo forte ti porta. Se noi domani abbiamo lo spread a zero e via banca centrale, via Eurobond o via qualsiasi maniera abbiamo, non vendiamo più i nostri prodotti, la disoccupazione è tale quale e continuerà ad aumentare. Noi abbiamo una disoccupazione indotta dal fatto che abbiamo una moneta troppo forte, o troppo pesante, chiamiamola come vogliamo. E comunque, per concludere quello che dicevo prima, il fatto che ci sia Grecia, dov'è che non ci sono partiti euroscettici o quantomeno che vogliono uscire dall'euro? Nei paesi più massacrati, no? In Grecia non abbiamo un partito che vuole uscire dall'euro, perché anche Syriza, quel famoso Tsipras, no, che ogni tanto viene tirato fuori dalla sinistra di casa nostra, lui mica dice che vuole uscire dall'euro, lui dice che vuole più soldi, tra parentesi da noi. Ci sarebbe Alba Dorata, se non sbaglio, no? Che fa riferimento alla vecchia dracma. Sì, forse c'è Alba Dorata, però quello è un partito molto particolare. Ecco, comunque, in ogni caso, anche lì stiamo parlando di cose minoritarie. Comunque, in Grecia sì, forse Alba Dorata. Poi dopo, ma con tutti i limiti che sappiamo, in Spagna, che io sappia, non mi ricordo che ci sia nessuno. In Portogallo pure lì si vede abbastanza poco, nonostante ci sia stato un economista anche lì che ha fatto un libro, João Ferreira de Amaral, che ha fatto un libro perfetto sui mali dell'euro del Portogallo, che ha fatto bestseller da tutte le parti. Niente. In Irlanda, che io sappia, pure lì nessuno. Certo. Ora, perché? Uno si domanda, ma perché queste cose? Ma la risposta è semplice, perché tutti questi paesi stanno venendo pagati. Gli affluiscono un sacco di soldi. Gli affluiscono un sacco di soldi pagati anche da noi.
quando l'ex ministro Saccomanni, perché poi dopo quando mollano la poltrona cominciano a dire la verità, no? Prima balle, poi dopo quando mollano la poltrona dicono la verità. C'è stata la settimana scorsa un'intervista sul Corriere della Sera di Saccomanni che tutti dovrebbero leggersi, perché fino al giorno prima non c'erano i 150 milioni per pagare la mini IMU, no? E quanti italiani sotto la pioggia hanno dovuto fare la coda. Io ogni tanto ho delle foto lì, c'erano delle foto da brividi dei cittadini di Varese che erano in fila sotto la pioggia per pagare la mini IMU, che gli hanno detto 2 giorni prima quanto cavolo dovevano pagare, perché non si sono trovati 150 milioni per la mini IMU. E Saccomanni, una volta lanciato fuori dalla poltrona, adesso dice sì, certo, noi abbiamo fatto poco di quello che si poteva fare, ma d'altra parte abbiamo dato 50 miliardi ai fondi salva stati, d'altra parte abbiamo pagato 40 miliardi per le banche spagnole. Ah, però Saccomanni, complimenti, cioè dopo che tu non sei riuscito a trovare 150 milioni per la mini IMU, ti sovvieni di dirci che noi abbiamo pagato 50 miliardi per i fondi salva stati. Ma qualcuno è mai stato chiesto se era d'accordo di pagare 50 miliardi per dei fondi salva stati? Su questo, ma qualcuno è mai stato chiesto se si doveva pagare 40 miliardi per salvare le banche spagnole? Di questi 40 miliardi noi ne abbiamo dati quindi di solito il 20%, quindi stiamo parlando di 8-9 miliardi. No. Però te lo dicono dopo, quando mollano la poltrona. Ecco, abbiamo la pubblicità, l'unico stacco pubblicitario della nostra mattinata, poi ci ritroviamo di nuovo insieme e intanto poi magari ci colleghiamo poi tra qualche minuto anche con Matteo Salvini. A tra poco. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Bene, rieccoci in onda con noi Claudio Borghi Aquilini. Volevo chiederti 2 cose, Claudio, in relazione a quello di cui discutevamo prima, poi entriamo un pochino anche nelle obiezioni che per esempio fa il settimanale L'Espresso e che sono peraltro anche obiezioni alle quali risponde il volume Basta Euro, come uscire dall'incubo, che tu hai curato con la postfazione di Matteo Salvini e che, ricordo, si può scaricare facilissimamente andando sul sito internet bastaeuro.org. Alcune delle obiezioni a coloro che sostengono l'idea dell'uscita dalla moneta unica che l'Espresso mette in pagina stamattina sono proprio quelle naturalmente che affronti anche nel libro. Però volevo chiederti una cosa, visto che questa cifra appunto Saccomanni l'ha fatta di quanto l'Italia ha dato per i cosiddetti salvataggi, perché poi sull'efficacia di questi salvataggi ci sarebbe da aprire, credo, un altro capitolo, no? E sul fatto di dove siano finiti i soldi dei salvataggi, in mano a chi. Non mi pare che la popolazione dei paesi salvati, tra virgolette, ne abbia avuto un grande beneficio.
E questo è un punto. L'altro punto però, sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa, ho letto un articolo del professor Perotti, il quale dice sì, è vero, l'Italia ha messo lì 54 miliardi di euro per i cosiddetti salvataggi, per i salvataggi europei dei paesi in difficoltà. Però sono garanzie, non è che noi li abbiamo cacciati materialmente, c'è perfino il rischio che, anzi, ci torni indietro qualcosa alla fine di tutto l'ambaradan, cioè quando si saranno conclusi i procedimenti di salvataggio dei vari paesi, perché è una sorta di prestito, tra virgolette, che noi abbiamo fatto sotto forma di garanzia, e da un lato non implica esborso, dall'altro forse ci fa addirittura guadagnare quando si chiude la vicenda, come se avessimo fatto una specie di investimento. Tu cosa ne dici? Questa è una cosa fantastica, veramente. Io che mi domando veramente, finché l'uomo della strada che dice una cosa del genere, magari uno dice, boh, vabbè, ho letto un opuscolo, ho sbagliato, così. Ma un professore come Perotti, ma perché può dire una cosa del genere? Ora, innanzitutto i soldi sono stati sborsati, perché è evidente che se i fondi salva stati, cioè da qualche parte quei soldi arrivano, non è che vengono creati dal nulla, no? Molto banalmente, per esempio, sul primo fondo salva Stato che si chiamava EFSF, ogni esborso che arrivava in Grecia, che arrivava in Irlanda o così di questo tipo, istantaneamente aumentava il debito pubblico italiano, in automatico, perché questo fondo salva Stato ovviamente per prestare i soldi da qualche parte ovviamente deve essere garantito. E allora cosa succede? Gli stati garantivano pro quota, per cui se il fondo sborsava 10 miliardi alla Grecia, noi che abbiamo il 20% per la quota, quindi 2 miliardi, questi 2 miliardi andavano immediatamente ad aumentare il debito pubblico italiano, no? E infatti abbiamo visto che l'austerità, tutte queste cose che ci hanno fatto fare, i sacrifici perché bisognava rimettere i conti a posto, in brevissimo tempo siamo passati dal 100% del rapporto debito-PIL, siamo passati a 133 e sta ancora salendo, no? E sono una quantità incredibile di debito che è aumentato. Ma la cosa incredibile è considerare che se io ho prestato dei soldi alla Grecia oppure ho prestato dei soldi a Cipro, ma noi tanto tutto sommato che problema c'è? Abbiamo fronti crediti. Ma che ragionamento è? Allora facciamo così, va, Perotti, tu prestami 10 miliardi, va? Però stai sereno, tanto c'è il credito. Con questo ragionamento qua, ma che problema abbiamo? Ma siamo tutti a posto, ma noi prendiamo prestiti tutte le cifre che vogliamo e tanto per la serie, per parafrasare il nostro mirabile nuovo premier Renzi, creditore stai sereno. Lanciamo un bel hashtag. Se fosse stato un affare prestare i soldi alla Grecia, ma perché dovevamo farlo noi forzatamente torto collo e di nascosto di notte come i ladri? Ci sarebbe stata la fila di tutti questi grandi ammiratori del libero mercato per prestare dei soldi, se ci si guadagnava. Ecco, venendo a un'altra questione, anzi a una serie di questioni, no? Cioè perché anche graficamente parlando, l'articolo dell'Espresso, dicevo oggi, è piuttosto, diciamo, oggettivo, va detto, no? Tant'è vero che i dubbi all'operazione no euro sono confinati in un trafilettino piccolo. Il resto dell'articolo dà conto invece di quanta perplessità si stia sviluppando in giro per l'Europa, non solo in Italia, sul fronte dell'Europa e della moneta unica. Le obiezioni sono confinate in un articolino molto breve e consistono in questo, no? Consistono in questo, io te le elenco, poi le commentiamo brevemente, poi tra non molto apriamo anche alle telefonate, perché questo è un tema che interessa molto gli ascoltatori e le ascoltatrici e quindi interessa anche a noi sentirli e sentire le loro eventuali domande o osservazioni. Ma intanto sintetizzo brevemente: senza euro sarebbe il disastro, scrive l'Espresso, perché si presume che l'annuncio dell'uscita dall'euro possa essere fatto all'ultimo momento prima del weekend, ma a lunedì vedremo i risparmiatori che danno l'assalto alle banche per capire che succede e per proteggere i risparmi. Poi c'è il problema dell'inflazione, una possibile svalutazione tra il 30 e il 50% e anche oltre, e a fronte di salari in lire, le famose rate del mutuo stipulato per acquistare casa o altre obbligazioni legate ai mercati internazionali che restano in euro
farebbero schizzare, diciamo così, i tassi di interesse, compresi quelli dei titoli di Stato svalutati, con un peggioramento della situazione del debito pubblico, e poi avremmo prezzi boom, perché l'aumento dell'inflazione farebbe aumentare di costo le importazioni dall'energia alle materie prime. Ne trarrebbe giovamento, è vero, l'esportazione, dice l'Espresso, però banche, imprese e al limite anche famiglie indebitate con titoli soggetti al diritto internazionale potrebbero subire dalle svalutazioni una vera e propria debacle, con il rischio di chiusure, fallimenti e disoccupazione. Ti ho sintetizzato, Claudio, quali sarebbero i disastri senza l'euro secondo l'Espresso in un articolino molto breve, peraltro. Cosa si può dire invece? Tra l'altro sono tutti argomenti affrontati nel libro, questi, nel libro Basta Euro. Sì, no, innanzitutto il libro chiamiamolo manualetto, se no si... Sì, no, chiedo scusa, sì, ha un formato snello. No, cioè, dice, devo appena finire, era con, allora adesso devo ricominciare. No, hai ragione. È un manuale molto rapido, che è il frutto peraltro sarebbe potuto essere tranquillamente un libro, invece è stato condensato in un manuale di facilissima ed efficace lettura. Questo appunto, è vero. Uno può anche saltare da una parte all'altra, non è che si deve leggere tutta la storia, cioè ogni volta che c'è un dubbio del tipo, non lo so, ma caspita, però il mio mutuo, lo tac, va a vedere la domanda sul mutuo. Ecco, se uno queste domande, questi dubbi, no, questo scenario apocalittico, no, che viene descritto e che è sempre quello, insomma, non per altro, infatti uno dei motivi principali di fare il libretto è che le domande sono sempre quelle, no? Poi dopo alla fine uno le smonta e tanto vanno avanti io stesso a dirle, ma pazienza. Ma se uno provasse a chiudere gli occhi e invece di dire senza l'euro succederebbe, con l'elenco di tutte quelle cose che hai detto tu, dicesse con l'euro è successo e poi tutto quell'elenco che hai detto tu, la gente troverebbe perfettamente normale. Perché l'elenco di tutti questi disastri è quello che è successo con l'euro. La disoccupazione, il crollo degli investimenti, il fatto che le persone si trovano a non riuscire a pagare più il mutuo, ma non perché il mutuo è salito, perché è sceso lo stipendio. Questa è una cosa fantastica, va a dire quegli stessi che ti dicono attenti che salirà le rate del mutuo, e che non è vero, come adesso vi dimostrerò, in realtà trovano perfettamente normale che scenda lo stipendio. Ma benedetti figlioli, ma se io sono licenziato, poi come cavolo le pago le rate del mutuo, anche se per caso la rata rimane ferma? Ma se mi vogliono dimezzare lo stipendio stile Electrolux, tanto per dire, ma la mia rata del mutuo sale o scende in proporzione a quello che io guadagno? No, questo che è un problema che la gente fa spallucce, no? Ignora, dice ma no, ma chi se ne frega, invece se uscirai dall'euro aumenterà la rata del mutuo. Allora, chiunque ha un mutuo si prenda il suo contratto e controlli a cosa è indicizzato. Perché? O è a tasso fisso e allora nel qual caso non cambia niente e non rimane in euro. Il mutuo viene cambiato nella valuta corrente. Non esiste il discorso del contratti privati di diritto internazionale. No, uno il mutuo l'ha fatto con la propria banca, e quindi se la moneta italiana diventa il fiorino, lo scudo o quello che vogliamo, il mutuo va ripagato in valuta corrente in quel momento, così come chi aveva i mutui in lire non ha continuato a pagarli in lire, è andato avanti a pagarli in euro. Quindi il mutuo non cresce con la svalutazione della lira, e i tassi su cui è indicizzato, se uno va a vedere il suo contratto e trova che è o al tasso fisso o è indicizzato al tasso Euribor, significa che non cambierà nulla per il suo tasso, perché tutti i mutui in giro sono indicizzati a una media dei tassi degli scambi fra le banche in Europa, che è appunto l'indice Euribor, e non c'entra niente se il proprio paese rimane nell'euro, esce dall'euro o assume il fiorino. Quel tasso deve rimanere invariato, perché tutti gli studi legali internazionali italiani dicono che non possono essere cambiate le condizioni del mutuo unilateralmente. Possono cambiare i conti correnti, ma infatti bene lo sappiamo, ma il mutuo nessuno te lo cambia sotto il naso. Quello che tu hai firmato è quello, per cui non c'è nessun rischio, nessuno spavento, e dato che la cosa è così palese, viene da pensare quindi alla malafede di chi invece dice il contrario.
perché io ogni tanto mi trovo a dover smontare, diciamo, 10 argomenti in fila, no? Ma se partiamo dal primo, per esempio, non uno qualsiasi, cioè se partiamo dal primo e questo è palesemente falso, perché non viene il sospetto a qualcuno che quindi la gente stia deliberatamente mentendo? E invece va bene, comunque andiamo avanti a smontarli tutti e 10. La benzina, le materie prime, cose di questo tipo. Ecco, la benzina, uno, anche qui sorrido, quando dice se usciamo dall'euro la benzina costerà di più. Ma abbiamo mai visto quando c'era la lira la benzina a 4.000 lire? Ma è una cosa assolutamente incredibile. La benzina è salita proprio con l'euro, ma non tanto per il prezzo delle materie prime, che tanto oscillano tantissimo in maniera superiore a qualsiasi svalutazione. Il prezzo del petrolio nel 2008, quindi non secoli fa, è passato da 120 e passa a 26, qualcosa del genere. Ce ne siamo accorti alla pompa? No che non ce ne siamo accorti, perché la parte del costo del petrolio al barile è minimale rispetto al costo finale, perché poi dopo c'è la raffinazione, il trasporto, i costi della pompa di benzina e tutto, e poi tutta la marea delle tasse che sono state messe proprio per l'Europa. Ultimo giro, Monti, Renzi e così via. Quindi proprio è privo di fondamento, ma privo di fondamento all'inizio non è questione di opinioni o di dire ma tu la pensi così, ma poi magari è cos'ha. Sono fatti. Quindi non saprei proprio cosa dire, c'è un scoraggio, ecco, ma l'unica cosa che la gente dovrebbe pensare è: se questi mentono in modo così facilmente dimostrabile, capiate che quasi tutto quello che vi dicono è detto per farvi spaventare, è terrorismo mediatico. Vi dicono che dopo le colonne d'Ercole c'è il buco e fuori dallo stretto di Gibilterra l'oceano cade nel fosso, ma alla fine chi è rimasto nella storia non sono questi volgari mentitori, ma un Cristoforo Colombo che ha avuto il coraggio di andare a vedere cosa c'era. Ecco, da questo punto di vista mediatico, adesso io prima di aprire le linee ai nostri ascoltatori e ascoltatrici vorrei segnalarti, non so se tu l'abbia già letto l'articolo dell'Espresso in questione, la copertina anzi dell'Espresso e l'articolo principale, ma c'è anche un'intervista, dicevo, al professor Tabellini, Guido Tabellini, già rettore dell'Università Bocconi, e peraltro si parlava di lui come ministro dell'economia nel governo Renzi, incarico che invece poi è andato a Giancarlo Padoan. L'intervista è abbastanza interessante, Claudio, perché il titolo, intanto, come spesso accade, quasi sempre trae in inganno. Si sono fatti molti errori, ma uscire è peggio, cosa che peraltro il professor Tabellini non dice, perché la cosa curiosa è che buona parte dell'intervista è mirata a evidenziare gli errori in tema di euro, a partire dal Trattato di Maastricht e poi dal fatto di avere imbarcato tutti dentro l'euro. Forse poteva funzionare con paesi simili tra loro, dice il professor Tabellini, per esempio quelli del nord Europa. L'Italia e i paesi del sud Europa forse era meglio che non entrassero nella moneta unica, arriva a dire Tabellini. Col senno di poi, nella prospettiva dell'area euro, fu un azzardo farci entrare con un debito così elevato. La conseguenza di questi errori è che si rinazionalizzano le politiche comuni, cioè che ogni paese deve cominciare a badare a se stesso. Per quanto riguarda il quanto costerebbe oggi uscire dall'euro, il professor Tabellini dice è molto difficile da valutare, ma abbiamo due costi principali. Il primo è l'inflazione. L'inflazione potrebbe scaturire da una svalutazione che potrebbe superare il 50%. E in questo momento però in realtà, dice Tabellini, il rischio di inflazione non c'è, perché siamo piuttosto in un periodo di deflazione. Poi c'è l'effetto redistributivo, cioè i danni, chi guadagna e chi perde. E qui è interessante, secondo me, la notazione che fa Tabellini, perché non cita i cittadini, i lavoratori, le persone comuni, tutti noi. Ci potrebbero perdere, in sostanza, dice Tabellini, le banche. Pensiamo appunto alle banche, agli istituti finanziari e agli istituti e alle grandi imprese. Nel caso di una svalutazione pesante, praticamente quelli che hanno emesso debito soggetto al diritto internazionale ci potrebbero perdere, cioè le banche e le grandi imprese in primo luogo. E si potrebbe arrivare a qualcosa di simile all'Argentina e il resto lo lascio perdere. Insomma, mi sembra curiosa come argomentazione per chi difende la moneta unica, o no? Rientriamo nella categoria Perotti,
cioè adesso non è che io ce l'ho con docenti di una certa università, che lo faccio per motivi di concorrenza, ma anche perché io sono docente incaricato, quindi non è che lavoro fisso, no, in Cattolica, quindi devo difendere per forza la mia parte, ma trovo stupefacente che un professore di così alta reputazione anche qui dica delle cose che sono evidentemente false agli occhi di chiunque, non agli occhi di un esperto e così via. Ma prendiamo l'affermazione: non dovevamo entrare con il nostro debito alto. Sembra quindi di dire che il nostro problema, il motivo per cui l'Italia è andata a finire nei guai con l'euro e così via, era per il debito alto. Ma era Spagna che di debito non ne aveva, ed Irlanda che di debito non ne aveva. E ci fossimo solo noi, uno potrebbe anche, magari in buona fede, confondersi e pensare che effettivamente il debito pubblico era il nostro problema, e quindi insomma la Germania invece non ce l'aveva, cosa che ovviamente non è vero, ma e quindi i problemi legati all'euro sono legati al debito, ma il debito non c'entra nulla con i problemi legati con la questione dell'euro. Tant'è vero che i paesi che sono saltati prima sono stati proprio Irlanda, Spagna e così via, dove Portogallo, dove il debito pubblico non era mai stato un problema, anzi era minimale ed era ai minimi livelli in tutta l'Unione Europea. Cos'è che era alto? Il debito privato, non il debito pubblico. È tutta gente che aveva fatto mutui, che aveva fatto prestiti, che aveva comprato delle macchine col leasing, macchine ovviamente tedesche, no? E così via, a tassi bassissimi, con prestiti fatti da banche tedesche soprattutto, e a quel punto poi dopo che cos'era successo? È successo che una volta che poi la droga del debito privato, non pubblico, una volta che la droga del debito privato e quindi dell'immissione di denaro, no, a debito nelle famiglie ha cominciato a ritirarsi, e poi dopo la gente si è trovata in mezzo a una strada. E in Spagna c'hanno il 26% di disoccupazione, certo, ma mica per il debito pubblico, E quindi è abbastanza incredibile pensare che noi dovevamo rimanere fuori dall'euro perché avevamo il debito pubblico. Noi dovevamo rimanere fuori dall'euro perché noi siamo concorrenti della Germania, e la Germania ha un vantaggio rispetto a noi, e quindi in qualsiasi momento, nel momento stesso in cui si toglieva la possibilità di aggiustare il valore della moneta, i prodotti tedeschi avrebbero cominciato a diventare eccessivamente economici nei confronti dei nostri, e quando poi dopo il nostro povero imprenditore va in una fiera internazionale scopre che i suoi prodotti sono fuori mercato. E qualche volta lui non pensa, povero imprenditore, la prima cosa, anche lui probabilmente era imbecillito dalla campagna mediatica, è convinto di essere lui che sbaglia qualcosa, è convinto di non essere più in grado, e allora cosa fa? Gli dicono: licenzia i tuoi dipendenti, sarai più efficiente, e così via. Lui non lo vuol fare e poi dopo si appende. Veramente qui ci sono delle responsabilità gravissime, e l'imprenditore deve capire che lui ha sempre fatto bene il suo mestiere, ma caspita, ma non può pensare di competere nel momento stesso in cui il suo listino prezzi è del 20% più alto rispetto a quello che dovrebbe essere se avesse la moneta giusta per la nostra economia, e quello dei suoi concorrenti è più basso rispetto a quello che sarebbe se la moneta fosse giusta. È una cosa veramente che mi dà l'acidità di stomaco, se devo dire, perché prendere e continuare a sventolare dei finti colpevoli quando c'è una questione economicamente palese, non lo so, non so come definirlo, ma non mi sembra certo onesto intellettualmente. Allora, adesso apriamo le linee telefoniche, tra pochi minuti ci raggiunge qui in studio Matteo Salvini.
Intanto noi cominciamo a sentire chi ci sta seguendo, vedo che sono arrivate già un paio di domande anche via SMS e ricordo il numero per l'SMS, il 346 6427 756, per chi vuole invece intervenire in diretta il numero è lo 02 66 20 35 29. E poi c'è anche la possibilità di scrivere una mail all'indirizzo giulio.cainarca@radiopadania.net. Intanto sentiamo le due telefonate, poi ho già due SMS che erano nel frattempo arrivati. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Forlì. Prego. Se posso fare una domanda al professor Borghi, che lo stimo molto e lo apprezzo molto. Prego. Non pensa che è un abominio, io sono un ragioniere e mi occupo di economia e di finanza e ritengo di saperne abbastanza, non quanto il professore ovviamente. Non pensa il professore che è un abominio fare delle società di diritto privato, cioè delle SPA, come possono essere le municipalizzate, con i soldi pubblici? Cioè i soldi pubblici dovrebbero servire per fare cose pubbliche che sono di interesse pubblico per il pubblico, e che fare delle società private con dei consigli di amministrazione dove le delibere e le decisioni vengono prese in senso privatistico su soldi pubblici è una cosa aberrante. L'altra telefonata, qui siamo un po' a margine del discorso, ma comunque l'altra telefonata successiva. Pronto? Buongiorno, Roberto da Treviso. Buongiorno, prego. Allora, stavamo parlando, il dottor Borghi parlava dell'euro. Secondo me, io sono uno dei pochi forse che è rimasto a calcolare sempre l'euro in lire. Quando faccio un conto lo faccio sempre in lire, non faccio più, e non l'ho mai fatto in euro. L'ho sempre paragonato, tutti quanti mi hanno sempre detto che sbaglio. Però se ci ragioniamo sopra, adesso, se torniamo alla lira, cioè non è che ci cambia tanto la vita, perché basta tornare col cambio come ce l'hanno dato, se lo tolgono, sicché la benzina 16 fa 32, sono 3.200 lire, praticamente non è che ci cambia molto. Secondo me è cambiato molto col discorso dell'euro, perché quando ti aumentano 1 centesimo, 2 centesimi, non fai il conto che sono 200-300 lire alla volta che ti fanno l'aumento. Questa è la differenza. Per me, se noi torniamo alla lira, tanto parte direttamente il turismo, scoppia, diventiamo come la Croazia una volta e il turismo scoppia, cioè praticamente possiamo vivere di turismo se il nostro governo si mette in mente di sfruttare il turismo, che qui l'Italia potrebbe già vivere con questo. L'artigianato sicuramente sboccia anche quello, perché si vanno a battere i costi. Cioè, secondo me tornare alla lira è l'unico sistema per risanare l'Italia, altrimenti se andiamo avanti così alla fine ci impicchiamo tutti e abbiamo chiuso. Vi ringrazio. Mi saluti Salvini, grazie. Bene, quando arriva altra telefonata, poi leggo i due SMS e poi la parola naturalmente a Claudia Borghi Aquilini. Pronto? Pronto, buona Padania. Allora, posso leggere questo articolo? No, tutto no, per carità, non tutto l'articolo. È corto. Meno male. Gli italiani, i quali acquistano all'estero quello che si produce in Italia e non sentono il dovere di fare un piccolo sacrificio, sono dei disertori dell'economia nazionale. Discorso di Sua Eminenza Onorevole Bellusso, Ministro dell'Economia Nazionale alla Camera dei Deputati, 28 maggio 1926. Adesso regalano le fabbriche, non solo acquistano. Bene, siamo andati nel ventennio, ci sono due SMS, dicevo, che sono nel frattempo arrivati. Ci chiede Raimondo da Padova, potete chiedere al professor Borghi di fare un parallelo fra Italia e Ungheria negli ultimi 2 o 3 anni. Compitino da nulla, Claudio. No, ma sono abbastanza preparato. Bene, benissimo. E poi invece chiede Fabrizio dal Friuli, bene la battaglia no euro, ma parallelamente anche la questione della separazione delle attività bancarie, credito e finanza, diciamo così. E dall'altra parte c'è una mail del signor Luigi che invece dice: perché non affiancare alla questione del no euro, alla campagna no euro, anche quella per la libera circolazione del contante, che oggi invece è contingentato, il che peraltro non ha impedito alle mafie di continuare a riciclare nonostante limiti e regolamenti. Prego Claudio. Dunque, allora, innanzitutto volevo sistemare i no euro no? Allora, perché in questo momento si dà l'accento sul no euro
e poco all'e. Non perché l'e non ci sia, vale a dire non possiamo ovviamente pensare, ma neanche da ingenui, che nel momento stesso in cui noi usciamo dall'euro e poi dopo ci mettiamo a prendere il sole, tutto viene risolto. Si esce dall'euro e bisogna rimboccarsi le maniche come ai bei tempi, diciamo così, e cominciare a lavorare tantissimo su tutti i fronti, perché le cose che non vanno bene in Italia direi che sono abbastanza sotto gli occhi di tutti e non necessariamente direttamente riconducibili all'euro. Perché quindi allora non si parla dell'e? E ho sentito delle cose assolutamente corrette, vale a dire la separazione delle banche d'affari rispetto alle banche di investimento, no? Il famoso Glass-Steagall e cose di questo tipo. Assolutamente sì, cioè chi dà i soldi a una banca con il conto corrente dovrebbe sapere che la banca con quei soldi lì non fa delle speculazioni in Nuova Zelanda o cose di questo tipo. Dall'altra parte il discorso del contante, ma certo, nel momento stesso in cui noi abbiamo uno Stato che è tassogeno e che quindi ti impone, ti attacca ai tuoi risparmi, come sta facendo anche Renzi come primo atto, perché fino adesso la cosa principale che abbiamo visto è che aumentano le tasse sui risparmi e aumentano le tasse sulla casa, il fatto di poter pensare che un governo schiaccia il bottone e ti può prelevare il tuo in maniera diretta a un certo punto, oppure che possa mettere dei soldi a rischio perché il governo decide, come sta decidendo l'Unione Europea, che in caso di fallimento delle banche paghino i correntisti o i cittadini, uno non va bene, cioè a un certo punto uno dovrebbe rischiare i propri soldi in modo consapevole. Quindi il fatto che il contante abbia bloccato tante attività e che non sia possibile praticamente uscire dal conto corrente bancario, dove è alla mercé di fallimenti, prelievi e cose di questo tipo, non va bene. Ma perché uno continua a dire e lo lasciamo da parte? È una pura questione di priorità. Vale a dire, in questo momento abbiamo valutato che la questione euro sia prioritaria rispetto al resto. Dopo bisogna fare di tutto. Quindi, non so come dire, se io sono un uomo che è ammalato, che ha tante malattie, non so, può avere la scabbia, può avere la spalla fratturata, può avere insomma tutta una serie di problemi, ma ha un infarto. Il medico cura subito l'infarto, ma non significa che poi dopo voglia trascurare il fatto che costui abbia una spalla fratturata oppure che abbia la scabbia o cose di questo tipo. È una questione di priorità. Allora, in questo momento l'euro sta facendo chiudere delle imprese storiche, delle imprese che hanno fatto parte del nostro paese. Non so, me ne viene in mente una, la Mivar, di cui si è parlato in questi giorni. Il televisore a basso costo nelle case degli italiani spesso è sempre stato il Mivar prodotto in Italia, e purtroppo questo è un altro dei casi dove se non è fisicamente possibile, se tu fai un televisore a basso costo, pensare di sopravvivere nel momento stesso in cui dall'altra parte il tuo concorrente è un coreano che ha una sua moneta, perché il coreano non c'ha l'euro, il coreano c'ha il won, non c'ha neanche la moneta cinese, non c'ha neanche la moneta giapponese. Quasi tutti i nostri televisori di basso costo e anche alto costo in casa, in questo momento, se ne andiamo a guardare, sono della marca che non cito, ma che è coreana. La Corea ha recentemente svalutato, anche loro nel 2008, ha svalutato pesantemente la propria moneta, e quindi il fatto che possa proporre i suoi prodotti a un prezzo estremamente concorrenziale rispetto a un produttore italiano che ha una moneta sbagliata, porta che questa fabbrica chiude, e quando una fabbrica chiude poi dopo riaprirla è complessissimo, si perdono delle tradizioni centenarie, e quindi è quello l'emergenza, è per quello che si parla poco del perché prima cosa bisogna salvare il lavoro, bisogna salvare le imprese, bisogna evitare che delle imprese storiche chiudano per sempre. Dopo tutto il resto c'è,
state tranquilli che c'è, non è che l'abbiamo dimenticato, non è che non ci pensiamo e non è che pensiamo che basti l'euro per risolvere tutto. Claudio, mi hai quasi convinto. Ci ha raggiunto in studio. Questo professore qua mi ha quasi convinto. Quasi quasi sono contro l'euro pure io, E quasi quasi gli fai la postfazione al volumetto. Allora, Claudio, grazie. Matteo Salvini all'apparecchio, buon ascolto. Stavo andando a Venezia, autostrada chiusa, 8 km di coda, autoarticolato ribaltato, chiusa la A4, fa Seriate, Ponte Olio. Io a Venezia sarei arrivato domani mattina. Sciopero dei treni, delle norme, e quindi improvviso. su un turno a Indre a produrre idee. Domani c'è la tappa torinese e c'è già il tutto esaurito, mi dicono, Claudio, quindi anche domani Corso Dante, domani pomeriggio alle 15 c'è tanta gente che vuole capire. Senti, stamattina io ero a un dibattito televisivo e il vice direttore del Corriere della Sera mi ha detto che uscire dall'euro non è possibile perché la benzina costerebbe un sacco di soldi in più. No, non ridi. Ma è il vice direttore del Corriere della Sera, mentre una deputata del PD mi ha detto che sono pericoloso perché sostenere l'uscita dall'euro è pericoloso. Come rispondiamo? Pericoloso, sì, c'è il rischio che non venga rieletta. Senti, ma al vice direttore del più importante giornale d'Italia che dice che non si può uscire dall'euro se no la benzina costa un occhio della testa, com'è che si risponde in maniera semplice? Mi viene da pensare, non so, ma scusa, ma quando avevamo la lira andavi in giro col carretto? Non so, cioè, a me sembra che in questo momento gli italiani non vadano in macchina perché non hanno più fisicamente i soldi perché Gamminga e Danè il serbatoio. Assolutamente. Eppure non so, ma quando io mi ricordo che poi, per carità, chi è privilegiato e può tranquillamente farsi il suo bel pieno con i 100 euroni magari è contento perché si trova la strada un po' più sgombra, a parte l'autoarticolato che si ribalta, ma altrimenti non lo so, mi sembra di sognare, cioè come se veramente quando avevamo la lira mi pare che, non so, fosse avvicinarsi alla pompa di benzina fosse una cosa impossibile. Però sai che anche stamattina in studio, lì a Canale 5, c'erano una cinquantina di persone. Ormai la domanda la faccio sempre: alzi la mano in studio chi ci ha guadagnato con l'euro? E si è scatenato il putiferio, neanche uno ha alzato la mano, insulti, cazziatoni a quella della sinistra, quindi no, bene. E siamo arrivati a 300.000 libricini scaricati dal sito bastaeuro.org, non so se neanche Vasco Rossi, no, 294.000 per l'esattezza, mi correggo, in 294.867 hanno cliccato sul sito www.bastaeuro.org per scaricare il manualetto che tu hai inopinatamente scritto. Ma Matteo, ti dico una cosa, guarda, io in questo momento sono a Prato, no? Mentre tu sai benissimo, tu sei in Padania, io quindi qui a Prato sono in Pitinia, no? Perché la Toscana sappiamo benissimo cos'è, e ieri sono stato a una conferenza. Oh, ma sai che non sono riuscito a trovare, alla fine di tutto non sono riuscito a trovarne uno che mi desse torto? Cioè, alla fine, quando invece di metterci i politici e similari che in maniera strumentale e colpevole stanno mentendo la popolazione, ci metti la gente vera, anche quelli che hanno sempre votato PD o così questo tipo, messi davanti ai fatti e dicono c'hai ragione tu. Quindi io sono molto speranzoso. Prendiamo qualche telefonata, cosa vuoi fare? Qualche telefonata, poi abbiamo un arretrato di messaggi che si sono accumulati nel frattempo. Vai, leggi i messaggi. Intanto facciamo la sintesi dei messaggi, ce ne sono alcuni semplicemente... Se volete, scusate, c'è anche in arretrato l'Ungheria che mi aveva chiesto... sì. Cosa è successo in Ungheria? È governata da un signore brutto, antipatico, cattivo, quasi fascista, nazista, populista, non si sa, gliene stanno dicendo di tutti i colori, no? Questo signore Orban, che ha fatto delle cose abbastanza banali, ha finito di ripagare dei debiti che aveva col Fondo Monetario Internazionale e li ha cacciati fuori a calci dal territorio del paese, ha nazionalizzato la banca centrale dicendo: sentite un po' qui questa storia della banca centrale che fa il cacchio che vuole, quello che dice la BCE a me non sta troppo bene, la banca centrale deve fare quello che il popolo gli dice di fare, no? E per tramite dei rappresentanti politici, e stranamente non si sa come mai
l'inflazione scende anche lì, non ci sono, pur essendo un paese molto arretrato con dei seri problemi, non è la canna del gas come invece la Grecia o simili, sarà delle coincidenze. 2 telefonate, poi recuperiamo gli SMS. Pronto? Sì, pronto Matteo? Buongiorno. Sì, buongiorno, Francesco da Mapello. Buongiorno. Una piccola domanda al professore, una cosa che mi è venuta in mente. Continuano a ripetere i tassi di cambio tra l'euro e il dollaro. Il dollaro, l'euro è a 1,39, 1,40, il che vuol dire che il dollaro è svalutato del circa 40%, se non sbaglio, rispetto all'euro. Con un 40% di svalutazione di una potenziale nuova moneta andremo a pari col dollaro, e mi sembra che si tratti di una moneta che utilizzano in tutto il mondo come valore. Claudio. Bene, altra telefonata. Scusa. Pronto? Pronto? Eccoci qua, buongiorno. Sì, sono Nicola, sono un militante di Varese e sentivo la riflessione che aveva fatto il vice direttore del Corriere della Sera sull'impossibilità di comprare benzina qualora fossimo usciti dall'euro. Ecco, mi permetto di parlare, credo un po' a ragion veduta, perché sono anche benzinaio e sono stato fino a poco tempo fa rappresentante di categoria. Una considerazione velocissima. Il problema è questo, che noi abbiamo delle imposte e delle accise sul carburante che cubano per il 60% del prodotto alla pompa, certo. E dica al direttore del Corriere della Sera che quando anche ci fosse un rapporto di cambio diverso con il ritorno alla lira o come si chiamerà, comunque questo produrrebbe uno svantaggio ben inferiore al fatto di avere uno stacco Italia, questo certo. Viene definito tecnicamente la cosa, che è la differenza di imposte che noi paghiamo rispetto alla media europea sul carburante, che cuba intorno alle vecchie 500 lire al litro. Cioè in Italia si pagano imposte sul carburante per 500 lire, lo dico apposta perché sennò perdiamo dei rapporti, per 500 lire superiori alla media di ciò che si paga in Europa. Quindi il problema non è sicuramente quantomeno su questo punto. Chiedo scusa per l'intervento. Nominiamo l'ascoltatore di Varese vice direttore del Corriere della Sera in pectore, perché mi sembra più addentro alle vicende economiche. Faccio un sunto degli SMS, c'è una serie di SMS di apprezzamento, cloniamo Borghi e Salvini, Borghi stupefacente, bravo. Poi chiede invece Paola da Genova di ricordare cosa disse l'equivalente del presidente della Confindustria tedesco. A Ballarò non gli hanno concesso spazio, questo messaggio è rivolto a Claudio Borghi Aquilini, e poi c'è un altro messaggio che invece ci riporta alla questione del cambio lira-euro. Con il marco la lira era 9,50, il marco è stato cambiato a 1,1 con l'euro, noi il doppio, scrive un altro ascoltatore. Infine ce n'è un altro ancora che cita il libro del professor Gila sul capitalesimo. Siamo sicuri che uscendo dall'euro e formando delle macro regioni non facciamo altro che creare paradisi fiscali per la grande finanza? Questa è una domanda che non mi è chiara. Quindi la macroregione padana è un paradiso fiscale? Magari. Magari. Anche per i cittadini però direi, più che per i capitali. Magari. Comunque io volevo fare un'altra domanda sia a te Matteo che a Claudio. Una domanda diciamo che inquadra un po' tutto il discorso. Il passo A, il passo B e il passo C per uscire dall'euro. Io sto facendo il passo A, che è sfondare il muro. Sul passo B e il passo C, Claudio, mi sembra che ci sia un dibattito in corso, non lo faremo da soli. La differenza fondamentale rispetto al passato è che siamo in squadra in Europa, siamo con la Le Pen, siamo con gli austriaci, siamo con gli svedesi, siamo con i fiamminghi, con gli olandesi, quindi non è una battaglia solo nostra, è una battaglia solo nostra in Italia, ma in Europa siamo in buona compagnia, anzi in cattiva compagnia stando alla sinistra, perché siamo col peggio dei rifiuti mondiali. E quindi sono fiducioso, e quindi sono molto fiducioso. Chiudo, io non credo mai ai sondaggi, me ne fotto dei sondaggi. La cosa che mi ha stupito è che stamattina perfino il sondaggio di Rai 3, di Agorà, dava per la prima volta la Lega al 4%, di solito ci danno al 2, al 3 se va bene. Stamattina eravamo inspiegabilmente al 4% anche per Rai 3, quindi tocchiamoci. Claudio, se avevi qualcosa da dire sui messaggi citati prima. Beh sì, allora, per quanto riguarda i passi A, B, C, giustamente in questo momento il lavoro principale lo sta facendo Matteo, perché il compito è prettamente politico, cioè in questo momento dobbiamo sfondare il muro
di omertà, di bugie e cose di questo tipo. È certo che finché siamo dominati da partiti che supinamente accettano la situazione eurista, c'è poco da fare, ma non pensiate che non stiamo lavorando, vale a dire insieme con rappresentanti economici di tutti questi paesi che ha nominato Matteo e che si sono alleati poi dopo con la Lega Nord per l'Europa, e quindi che andranno a formare un fronte unito nei confronti contro questa Europa e contro l'euro. Stiamo andando nei dettagli, cioè no, ma poi io non ho capito. Noi poi dopo andiamo a vedere la technicalities, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, questo e quest'altro. Però per esempio insieme con Jacques Sapir, che è il consulente economico di Le Pen, produciamo dei documenti su cui stiamo lavorando, proprio dettagliati su come si farà poi dopo praticamente a andarsene via nel modo più indolore possibile. E ovviamente quanto più questa mossa è coordinata e quanto più semplice sarà, ecco, perché però in ogni caso dobbiamo anche sempre tenerci pronti eventualmente a fare da soli, perché abbiamo visto che fidarsi è bene degli altri paesi, ma non possiamo neanche affidarci del tutto. 2 telefonate, noi abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione. Pronto? 02, ricordo il numero peraltro, 02 66 20 35 29, per gli sms 346 64 27 756, mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, ciao, Padania Libera. Ciao. Ciao, io mi metto un attimo controcorrente rispetto a questo discorso, non che io sia favorevole all'euro per qualche motivo, né contrario a priori. Io dico solo una cosa, che la lotta all'euro così come viene fatta, soprattutto da Borghi, perché non ho mai sentito parlare di separazione della Padania dall'Italia, mi puta un po' di nazionalismo italico, e mi spiego. Diciamo che per quello che posso giudicare, io che sono l'uomo della strada, come dicevo prima ironicamente Borghi, io sono proprio un uomo della strada anche se ho la partita IVA e sono uno schiavo italico. Per me il nemico numero 1 non è Bruxelles, Merkel o la Germania, ma il solito stato ladro, mafioso, schifoso italiano, perché io ho fatto i conti, sull'anno 2013 ho pagato il 63,8% tasse dirette e indirette all'urido Stato italiano. Io sono convinto, ripeto, non voglio essere un eurofilo perché non mi interessa assolutamente niente, che le nostre condizioni attuali non sono causate dall'euro, ma dall'unità italiana e da questa costrizione che abbiamo noi lombardi, come anche i veneti e le altre popolazioni della Padania, a stare uniti a questa massa schifosa e informe di parassiti che ci massacrano di tasse. La disoccupazione, come diceva Borghi, io non sono d'accordo, non è colpa dell'euro, secondo me, da uomo della strada. La disoccupazione è colpa del fatto che per assumere una persona in questo lurido stato mafioso devi pagare, ipotesi, 1.000 euro di stipendio e 1.300 euro al lurido mafioso Stato italiano. In Svizzera, se paghi 1.000 euro di stipendio, dai 200 euro al cantone, non dai 1.300 euro. Quindi io sono convinto che noi, come Padania, senza questo schifo di Stato, l'euro lo potremmo gestire alla grande, e confermo che le aziende che io conosco qui della provincia di Brescia, che stanno ancora in piedi, sono quelle che lavorano con l'estero ed esportano nonostante l'euro. Quindi non è vero che le esportazioni sono bloccate dall'euro, siamo bloccati dallo Stato italiano da cui ci dobbiamo separare. Ciao, Padania Libera. Bene, allora c'è spazio anche per l'altra. Ti do subito la parola, Claudio, però abbiamo un ascoltatore in attesa, lo sentiamo per correttezza. Sì. Pronto? Pronto, buona Padania, sono Giorgio da Sesto. Senti, io volevo dire questo, non si parla di dazi perché tutto sommato penso che i prodotti che arrivano dall'Oriente, quindi dalla Cina, dall'India e da altri paesi di questo genere, no, ci mettono veramente in difficoltà. La manifattura italiana ne sta pagando le spese. Si è visto che è in difficoltà. Poi diciamo della franca, insomma, non credo che farebbe carte false la Germania per vedere l'Italia che può navigare bene e stare bene. Non credo che la Francia possa fare la stessa cosa. Non c'è rispetto, non c'è volontà che tutti possano essere contenti e felici insieme.
Io non vedo questa Europa che può andare avanti in questo modo. Mi domando una cosa, non potremmo noi vivere lo stesso con un euro che chiaramente può essere modo di scambio per le aziende, per l'industria, mentre localmente, quindi nella nazione, poter proporre una moneta propria, per cui noi potremmo ritornare alla lira internamente e quindi avere un controllo maggiore, ma soprattutto poter svalutare, se è il caso, quindi avere chiaramente un mercato a un costo diverso rispetto a quello che oggi invece ci impone. Chiarissimo, grazie. Bene, Claudio. Ok, allora, velocemente la seconda, no, non è possibile perché non si svaluta internamente, si svaluta nei confronti di un'altra moneta, per cui no, una doppia circolazione non aiuterebbe. Invece il primo ascoltatore ha dato esattamente invece il senso di quello che molti pensano, no? E che credono in buona fede, buonissima fede, perché io sono convinto che lui, che ha detto delle cose peraltro vere, sia convinto che bastasse sistemare quello e noi siamo a posto. Allora, in realtà anche in questo caso mi tocca citare gli altri paesi, vale a dire il famoso cuneo fiscale, no? La differenza tra quello che uno incassa, sì, certo è un problema, in buona parte dato anche da tasse messe appunto per l'Europa, ma se fosse il problema definitivo, l'Irlanda non sarebbe mai saltata per aria, la Spagna, perché sono paesi che il cuneo fiscale ce l'avevano bassissimo. Il nostro Stato centrale, perché uno dice, vabbè, ma io non ho mai parlato dell'indipendenza, non ho mai parlato di queste cose. Attenzione, è stato, dal mio punto di vista, non voglio fare un discorso meramente politico, ma dal punto di vista economico, dedicarsi o puntare all'indipendenza amministrativa è stata una cosa che ha distolto tanti movimenti indipendentisti da una verità che gli è stata nascosta sotto gli occhi, vale a dire che la vera indipendenza è l'indipendenza economica. Se la moneta viene governata da qualcun altro, io posso avere tutta la mia autonomia amministrativa che voglio, ma alla fine finirò a fare l'esattore, finirò a fare lo sceriffo di Nottingham per soddisfare quello che invece può decidere di spostare un po' più, un po' meno la levetta dello spread, può decidere di non comprarti il debito o di comprartelo, può decidere di immettere più moneta o non immetterla, e poi dopo vedi che come si chiama, la tua economia si alza o si abbassa o va in sofferenza per il volere di qualcuno che sta fuori dai tuoi confini. Per cui la vera libertà è essere padroni del proprio portafoglio. Io se vado fuori per strada libero ma non ho una lira e nessuno me la dà, non sono veramente libero. Devo essere in grado di avere il controllo della mia moneta. Ultima cosa, la Svizzera. Anche la virtuosa Svizzera, noi sappiamo tutti che nel momento stesso in cui il suo virtuosissimo franco cominciava a salire troppo, cominciava a diventare troppo pesante, hanno detto stop a 1,20 €, a 1,20 franco nei confronti dell'euro. Il cambio veniva cambiato, veniva stoppato, non aumentava più di un centesimo. La banca centrale svizzera ha detto sopra questo livello il franco non va, costi quel che costi, ne stampiamo anche a iosa, facciamo gli importatori di carta pur di darvelo, ma sopra questo livello non va, perché altrimenti la mia industria, quella della Svizzera, non quella del Ghana, la mia industria comincia a soffrire. E loro l'hanno potuto fare. Una risposta al volo da segretario della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Noi ovviamente eravamo, rimaniamo e saremo indipendentisti, però l'indipendenza in un deserto economico non ci serve a molto, quindi è chiaro che lo Stato italiano è una palla al piede per tutte le realtà produttive e virtuose del Nord. Ieri ero nel comune di Coccaglio, dove il sindaco, nonostante i tagli romani, paga i fornitori a 19 giorni e dove la raccolta differenziata è all'80%, quindi è chiaro che c'è Italia e ci può essere moneta e moneta. Mi sembra che Claudio Borghi ipotizzi anche 2 monete diverse in 2 euro aree, e perché no, anche in Italia ci può essere
un ragionamento simile. Detto questo, l'indipendenza solo da Roma, ma la schiavitù e la dipendenza da Bruxelles è monca. Quindi la liberazione a livello nazionale, ma l'occupazione a livello europeo non ci porta da nessuna parte. Noi pensiamo solo al commercio e all'agricoltura, che dipendono in tutto e per tutto dalle scelte di Bruxelles. Quindi una Padania libera, che però deve andare col cappello in mano a Bruxelles a trattare sul commercio, sul turismo, sull'agricoltura, è libera a metà, e se non ha una sua moneta è libera per un quarto. Quindi i fronti su cui combattere sono due: è più difficile ma anche più affascinante. Allora, velocissimo per gli SMS, non so se c'è ancora, no, non c'è, 2 telefonate, ma dobbiamo essere proprio sinteticissimi, poi l'ultimo giro di SMS. Pronto? 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 Prego, in sintesi. Salve, Berengario in Subrico, ho chiamato l'altro giorno, però io volevo solo dire questa roba qua. Io ho scaricato il libro da internet e l'ho girato a tutta la mail list di quelli che ho come rapporti. Io sono di Roma, quindi figuriamoci se c'è qualcuno che lei ascolta Radio Padania, l'ascolto io via iPad e l'ho girato a tutti gli amici. Tutto qua. Grandissimo! Questo ha fatto un altro l'ho fatto sì, perché sennò applauso. non, che ne sa. Bravo, questa è politica. Un'altra persona che ha scritto ha fatto la stessa cosa. Ciascuno nel suo, divulgare a 10 amici disinteressati o dubbiosi il manualetto o l'indirizzo del sito è politica attiva, è partecipazione. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso? Prego. Grazie. Niente, intanto ringraziamenti al professor Borghi e il nostro segretario, è una roba eccezionale. Dopo di loro non c'è spazio per spiegare nessun altro, basta, chiuso, vengono trascurati. Però aveva una proposta da fare. Siccome abbiamo tantissimi senatori che hanno fatto un tubo, anzi hanno trombato la gente, tiriamo una parte dello stipendio di quei senatori a vita o non so, di qualcun altro, e facciamo pagare questa gente che lavora per la gente di strada, per il popolo, come il professor Borghi con il suo studio, e penso che sia una roba giusta, perché loro non hanno fatto niente, anzi hanno fatto danni. Invece questi qua stanno dando una mano alla gente, capire che cosa sta succedendo, come siamo trombati, tutto quanto. Bene, grazie anche a lei. SMS rapidi. La Finlandia vuole uscire dall'euro morte. Altra domanda, Omar. Secondo il professor Borghi, chi difende l'euro è incompetente o in malafede, mentre Gaspari da Torino, che dà appuntamento a domani, in Francia il gasolio costa mediamente 30-35 centesimi meno che da noi. Poi c'è Davide che ci aveva già scritto: intendevo che la grande finanza punta a sgretolare le nazioni per creare paradisi fiscali dove reinvestire uscendo dall'euro. Carla si domanda se il manuale del professor Borghi è in libreria. No, è gratis, è su internet, poi sarà da settimana prossima in tutte le sezioni della Lega, ovunque. Mentre quindi c'è Anna da Brescia che ha letto il libro di Ida Magli, La dittatura europea, e spiega bene dove siamo finiti. Sì, Infatti, bello anche quello. È complementare rispetto a questo qua, perché questo è centrato sulla moneta e sull'euro, però anch'io l'ho letto, è molto bello. Dalla moneta unica al pensiero unico il passo è breve ed è disastroso. Infine, ultimo SMS, quello che mi preoccupa è, dopo un'eventuale uscita dall'euro, come venga gestito tutto da questo Stato, che fa un po' il paio con la mail arrivata da Gianfranco, il quale dice: usciamo dall'euro, poi chi mandiamo a Bruxelles a discutere? Monti, Renzi o Amato per l'uscita dai vari trattati. Questo però riguarda il passo B e C. Comunque, dobbiamo tirare un po' le fila anche con Claudio Borghi Aquilini di questa nostra prima puntata. Adesso abbiamo un appuntamento settimanale, diciamo così, su questi temi, perché ci sono tante domande, quelle contenute nel manuale, le 31 domande e le 31 risposte, e quelle che verranno fuori eventualmente da chi ci telefonerà. Io intanto a questo punto, se c'è qualcosa da aggiungere, Claudio Borghi Aquilini, ti lascio chiaramente la parola per concludere, e a questo punto ci diamo però appuntamento anche alla prossima settimana. Il giovedì sarà il giorno dedicato a questa trasmissione. Claudio. No, ma niente da aggiungere, perché mi sembra che di carne al fuoco ne abbiamo sicuramente messa tanta. Soltanto un grande ringraziamento alla Lega Nord Padania, perché ci voleva coraggio per dire la verità di questi tempi. Sembra una cosa strana, ma veramente mi sono accorto che ci vuole più coraggio di quello che pensassi per dire la verità, e invece voi e Matteo Salvini l'avete avuto.
Bene, allora alla prossima settimana. Ci vediamo stasera a Matrix. A Claudio Borghi qui, stasera a Matrix. Siamo in coppia, c'è anche Mario Giordano che si è aggiunto con un libro utile alla causa. Invece noi organizzeremo, Claudio, se sei d'accordo, una trasmissione delle prossime con il professor Perotti o col professor Tabellini. Molto. Ma volentierissimo. Va bene, intanto grazie a Claudio Borghi Aquilini, domani a Torino in corso alle ore Dante, 15 in corso Dante, aperto a tutti, soprattutto ai dubbiosi. Spero che ci siano tanti dubbiosi che hanno voglia di capire. Bene, grazie naturalmente anche a Matteo Salvini. Grazie a te Giulio. Stamani e buon pomeriggio a tutti e buona fine di settimana da Giulio Cainarca. Il pensiero, l'innovazione e poi finalmente la rivoluzione. È arrivata la Digital Radio per ascoltare la radio che ami di più con una qualità perfetta. Muoviti a provare l'ascolto digital. Muoviti a sperimentare il suono che non ti abbandona mai. Muoviti a scoprire dove il servizio è